Questa trasmissione è offerta da Commerciale Pneumatici. Bentrovati telespettatori di Telefriuli, qui al Punto, ospite graditissimo il sindaco di Pradamano, Enrico Mossenta. Benvenuto sindaco. Buongiorno, buongiorno. Bene, grazie della disponibilità anche a partecipare alla mia trasmissione. Allora, il rapporto con la città di Udine è una domanda che faccio a tutti i sindaci dell'Interland, perché effettivamente credo che la città di Udine debba interloquire un po' di più con i sindaci, con il territorio, perché non tanto per vedere se viene la grande Udine, ma quanto perché la responsabilità di Udine, come si dice primus inter pares, dovrebbe essere un po' più marcata. Il sindaco Montanini nella sua intervista ha detto che ha cominciato già ad avere questi rapporti e volevo sapere se anche con Pradamano qualcosa si è aperto o come vanno le cose. Bueno, sicuramente i rapporti col comune di Pradamano allo stato attuale non si sono aperti, io non ho avuto mai un incontro in cui abbiamo discusso delle grandi tematiche. Sicuramente a livello di assessori ci sono stati degli scambi su determinati argomenti, soprattutto su quelli che erano i progetti europei o l'idea del Quindi comune qualcosa di si Udine, muove in sostanza. mettere assieme una squadra di questo genere, però diciamo che queste sono magari delle piccole cose, le grandi cose sulle quali dovrebbero discutere la città con i comuni limitrofi riguardano tantissimi altri temi che allo stato attuale non sono stati affrontati. Io ricordo benissimo, era uscito anche sulla stampa, avevo fatto richiesta di un incontro al comune di Udine per quanto riguarda il tema dei rifiuti e non abbiamo avuto nessuna risposta da quel punto di vista lì, per cui mi viene un po' difficile pensare che ci sia un rapporto se non riusciamo a costruire e neanche a confrontarci su tematiche di piccola natura. Essenzialmente in quel caso lì si trattava dei rifiuti abbandonati sul territorio comunale di Pradamano, sui quali trovare una modalità, una strategia comune per arginare quel problema non è stata fatta, l'abbiamo arginato con le nostre forze, con i nostri mezzi, mettendo le fototrappole, aumentando i controlli sul territorio e quant'altro, però molto probabilmente era qualcosa che potevamo affrontare assieme, essendo dei comuni limitrofi che condividono anche tante aree di campagna, di verde, al porte della città, al confine del comune di Pradamano. E quindi oserei dire che ad oggi il rapporto, se devo parlare del rapporto fra periferia e città, è inesistente. Ecco, quindi speriamo che l'appello fatto in maniera anche molto esplicita dal sindaco Pradamano vada a buon fine. Ecco, poi sul tappeto, diciamo, politico-amministrativo, ci sono le aree vaste o ex province o EDR che dir si voglia. Ecco, qualche suo collega dice che non servivano, qualche suo collega dice che vanno bene, ma alla fine della fiera il cittadino non sa effettivamente queste EDR che cosa possono fare, perché mi pare che c'è un commissario, mi pare che le cose stanno ancora ferme, per cui sulla carta ci sono, ma di fatto i servizi non ci sono. O sbaglio? No, questa è perfetta come descrizione, oserei dire. Oggi ci sono queste EDR di cui tutti devono cercare di capire di cosa si tratta realmente e di cosa si occupano. Pare che si torneranno a occupare di quelle che erano le strade provinciali, però avevamo già trovato un'organizzazione diversa per questo, perché erano state cedute a Friuli Venezia Giulia Strade, quindi un ente già esistente che aveva iniziato a prendere l'incarico, a gestirle, anche sul territorio comunale di Pradamano. Pare che si torneranno a occupare di quelle che sono le scuole superiori, ma anche su questo penso che si potesse trovare altre forme di gestione senza creare un ulteriore ente, che fosse il provveditorato, forse no, che fosse la stessa regione, però ci potevano essere altre forme e magari lasciare al concetto di area vasta non queste tematiche che hanno già altra soluzione, ma l'ente di area vasta deve occuparsi invece di tutte quelle che sono le altre relazioni fra comuni. Io dico sempre che il nostro piano regolatore deve discutere col piano regolatore di Udine, il nostro piano della mobilità deve discutere col piano della mobilità di Udine, ma anche dei comuni vicini. Non è possibile pensare che l'unica cosa che ci accomuna con la città è l'ambito socioassistenziale, anche quello in fase di rivisitazione, piuttosto che lo sportello unico del commercio, che è solamente la gestione di alcune pratiche burocratiche. Questi sono concetti degli anni passati, parliamo di 10 anni fa, queste cose qua c'erano già 10-15 anni fa, per quel che è la mia esperienza, ormai anche piuttosto lunga, e forse oggi bisognerebbe discutere su come si può andare oltre. A me piacerebbe discutere in maniera
fissa, organizzata con i comuni limitrofi di tutte quelle che sono le tematiche che riguardano la nostra realtà ma anche le realtà contermini. In tanti casi si potrebbero organizzare progetti condivisi che diano il senso di rete, che diano il senso di comunità e che evitino doppioni o situazioni magari imbarazzanti. Colui che costruisce la pista ciclabile la porta fino sul mio confine e poi la stessa non ha magari una prosecuzione. Questo faccio un esempio banale, ma cose che sono accadute negli anni. Ecco, forse assieme determinate cose si possono costruire meglio o coordinare al meglio. Ecco, poi c'è il problema nei comuni della pianta organica, segretari comunali. La Regione ha dato un'indennità maggiore ai sindaci, che comunque sia... è un aumento, diciamo così, non molto consistente, i bilanci non lo permetteranno, ma comunque bisogna mettere in mano un po' a tutti una rivisitazione, perché magari più di qualche dipendente regionale potrebbe transitare, ex provincia dico io, potrebbe transitare nei comuni, e poi c'è il grande tema dei segretari comunali. Diciamo che quando sono nate le UTI gran parte dei dipendenti della provincia è stato trasferito in regione e pochi, quasi nessuno è transitato verso i comuni. Questo anche per un concetto insomma abbastanza semplice a parer mio. Il lavoro presso il comune è un lavoro molto diverso rispetto a quello della regione, per un fattore semplice anche, basterebbe solo uno. Il dipendente comunale è costretto a interagire col pubblico quotidianamente, lasciando perdere il periodo Covid adesso per un secondo, quotidianamente. Questo è un lavoro aggiuntivo, una richiesta aggiuntiva che viene fatta e che il dipendente regionale invece difficilmente incontra nella sua carriera lavorativa. Per quanto riguarda il comune di Pradamano, oggi la pianta organica è soddisfacente dal punto di vista dei numeri. Chiaro che nel momento in cui riprenderanno, come è successo negli anni passati, le mobilità fra i vari enti, questo potrebbe creare sicuramente delle problematiche e anche la mancanza di personale. E questo in un piccolo comune come il nostro, che vive delle sue forze, potrebbe diventare o diventerebbe un grosso problema, che si riallaccia al tema di prima. Se fossimo in rete e avessimo degli uffici o dei servizi condivisi, queste piccole criticità si potrebbero risolvere facilmente. Da soli la cosa diventa molto complessa. Più complesso ancora è il tema del segretario comunale. I segretari comunali non ci sono. Il segretario comunale che abbiamo noi attualmente è un segretario comunale a Scavalco che ha altri 5 comuni, più il comune di Pradamano fa il sesto, e possiamo chiedergli solamente un supporto per il momento della giunta e forse un'oretta prima o un'oretta dopo per una discussione su determinati temi, è il momento del consiglio comunale. È abbastanza poco o nulla, pur ringraziando la disponibilità che viene data, ma possiamo anche capire che se uno deve seguire 5-6 comuni non può dedicare sicuramente molte ore. Anche gli uffici sono un po' soprattutto gli uffici hanno il problema di chiedere magari delle volte un parere, un consiglio su una procedura, magari una procedura nuova, una questione che nasce, che non si è mai affrontato, perché affrontare i temi di ogni giorno, le posizioni organizzative all'interno di un comune le sanno gestire molto bene, ma ci sono sempre delle novità, nascono delle problematicità nuove, inaspettate, e lì c'è necessità di qualcuno che dia un supporto. Chi glielo dà il supporto, se non glielo può dare un segretario comunale durante la settimana, e quindi delle volte le cose poi si rallentano. Ecco, quello sarebbe una cosa che da risolvere quanto prima sicuramente, altrimenti... Ecco Sindaco, la pianta organica ha detto che è ben strutturata, il bilancio e i lavori pubblici come siamo? Beh, noi siamo bene, oserei dire, da quel punto di vista lì. Siamo bene anche perché negli anni abbiamo costruito delle progettazioni e soprattutto siamo andati alla ricerca di finanziamenti non solamente gravanti sul bilancio comunale, quindi di Pradamano, ma alla ricerca di finanziamenti che sono giunti dal Ministero, piuttosto che dall'Unione Europea, piuttosto che dalla Regione. E in questo frangente qui abbiamo anche recentemente ottenuto la seconda parte di contributo per la ristrutturazione delle scuole dell'infanzia con efficientamento energetico, antisismicità, ma anche nuovi servizi che andremo a costruire, ad offrire alla popolazione e quindi ai bambini, in quel caso si può dire, no? Ai bambini più piccoli, un servizio aggiuntivo che sul territorio comunale di Pradamano non c'è.
non c'era, ma forse probabilmente in futuro ci sarà, e potrà dare un sollievo anche alle famiglie, oltre che essere un altro elemento di attrattività per la nostra comunità. Altre sono poi le opere che abbiamo in cantiere con i soldi che abbiamo ottenuto. Altri fondi che mi preme sottolineare sono i 700.000 euro che abbiamo ottenuto per ripristinare, anzi costruire un pezzo di sponda sul torrente Torre. Abbiamo appena approvato la variante urbanistica, prossimamente passeremo alla gara d'appalto. La costruzione di questa sponda permetterà di mettere in sicurezza la comunità di Pradamano. Questo perché il cosiddetto PAI, il piano che studia quelle che sono le possibili esondazioni, prevedeva o prevede o ipotizza una possibile fuoriuscita, esondazione del Torre in un determinato punto che potrebbe mettere a rischio la comunità stessa. E anche le simulazioni che sono state fatte le rappresentano in maniera molto molto significativa e anche preoccupante, per cui essere riusciti a ottenere questo finanziamento dal Ministero per noi è stata una grande vittoria, perché era un'opera che si aspettava da diverse decine d'anni. Ecco, per concludere, sul bilancio, i cittadini di Pradamano con le tasse come siamo? Le aumenterete, non aumenterete, le adeguerete? Beh, innanzitutto vorrei dire una cosa che tante volte ci si dimentica, perché pochi leggono la busta paga. Il comune di Pradamano è uno dei pochi comuni, decine di comuni, che non ha l'addizionale IRPEF, che viene prelevata direttamente dalla busta paga. È uno dei pochissimi comuni. Uno potrebbe dire, ma mi prelevano 10-15 euro, sì, al mese. Per noi iniziare a mettere l'IRPEF, l'addizionale comunale, sul comunale permetterebbe di avere comunque ulteriori finanziamenti o somme a disposizione. È una scelta che è stata fatta ancora diversi anni fa, prima del sottoscritto, che noi continuiamo a mantenere come punto anche di orgoglio e a non applicare. Per il resto le tassazioni rimarranno quelle attualmente in vigore, con quelle che sono eventuali novità di carattere normativo, ma non mi pare che ci siano nel prossimo futuro novità particolari. Vedremo negli anni che verranno. Comunque rimane stabile la tassazione. Bene, grazie Sino, con questa buona notizia per i cittadini di Pradamano, data di prima mano proprio dal sindaco Mossenta Enrico, che ringrazio per la sua disponibilità. Grazie a lei. Naturalmente tanti auguri alla sua giunta, alla sua amministrazione e a tutti i cittadini di Pradamano, insomma l'aspettiamo di nuovo qui. Grazie ancora grazie a lei, e grazie naturalmente alla prossima. Questa trasmissione è stata offerta da Commerciale Pneumatici.